ragazzi, in questi giorni personalmente io non ho sentito nulla in TV, ma ci sono un sacco, tre vulcani che stanno eruttando, diciamo, in maniera molto attiva. Altri sono svegli, però non stanno ancora eruttando. Però il 30 maggio abbiamo avuto l'eruzione dell'Etna in Italia. Ma questa è una cosa penso che sapete pure voi. Alcuni amici che mi ho chiamato io hanno detto che al mattino c'è stata questa tipo eruzione che poi risulta essere di tipo stromboliano e i flussi di lava sono scesi comunque. Il codice per l'aviazione, diciamo per l'aereo, è arancione ancora per il momento. E comunque ci sono state, sì, stiamo apposta no. E comunque diciamo ci sono state più di 130 scosse ragazzi. Speriamo, devo controllare, non lo so perché ho visto Etna e poi ti dico questi qua. Ci sono state 130 scosse di terremoto, di cui la più forte è stata sotto mezzogiorno di magnitudo 4. Quindi continua ancora sta cosa dell'Etna che fa sempre più paura. Ma poi al di fuori di questo, cose che a noi non dicono normalmente, diciamo ci sono stati altri vulcani, ad esempio Lagung è di nuovo esploso. Lagung è un bel vulcano e ha fatto scappare le persone, cioè i residenti, lontano, diciamo, da dove sta il vulcano. Ed è questo, diciamo, e poi per finire, cose che in TV non diranno mai, cose, non lo so il perché, non si sa, questo non l'ho capito. Ieri, anzi no, sì, il che Popocatepetl, così si dice perché è difficile questo da dire, nel Messico ha incominciato un'altra volta a esplodere. Stavolta il livello di allerta è giallo, quindi non è un buon segno. Diciamo che diciamo in 4-5 giorni che si sono svegliati tre vulcani, uno peggiore dell'altro. L'Etna, se vuole, può buttare quasi mezza Sicilia per terra. Lagung è pericolosissimo. Quell'altro che c'è il nome difficile che il Popocatépetl in Messico, questo fa ancora più paura. Diciamo che dopo diciamo, i Campi Flegrei, Yellowstone e diciamo il Vesuvio vengono questi qua, quindi non sono dei santi questi vulcani, quindi pure questi sono molto pericolosi. Dell'Etna qualcuno forse ne avrà sentito parlare, ma degli altri due no. Cioè come sempre l'informazione è sempre zero. Cioè certe volte mi dicono su YouTube che io sono ripetitivo, mi accusano così, così, ma sono notizie che non danno, la TV non la dà. Che cosa ripeto io? Quindi sto cercando di limitarmi a fare meno notizie, a farle nel tempo giusto, a fare qualche video di ricetta, qualche video, per non essere detto che io sono ripetitivo. Che poi ragazzi parliamoci chiari. Io ho scaricato un'applicazione che ho comprato diciamo da internet, da Play Store. L'ho personalizzata a modo mio. Sui terremoti, sulle eruzioni e sul meteo. Fa tutto, ti arrivano i messaggi, capisci? Però giustamente siccome l'articolo 13 e l'articolo 11 vogliono che solo i grandi fanno le notizie, tipo fanpage, tipo il www.medio.it, solo loro devono dire le notizie. E quindi stanno penalizzando questi come me che siamo più piccoli in effetti. In effetti ora io è da diversi mesi che non tengo la monetizzazione, ma comunque vado avanti per la mia strada, al finale non mi fermano lo stesso. Però sto cercando di mettermi
diciamo nella normalità, perché voglio vedere se accettano la monetizzazione. Allora perciò sto facendo meno video di, diciamo, del meteo, di queste cose particolari. La faccio proprio quando ci sta bisogno, come oggi. Allora, dopo aver visto che in tanti giorni ci sono stati diciamo, tanti terremoti, che poi parlerò in un altro video, ci sono state tante eruzioni, vulcani che si sono svegliati e nessuno ne ha parlato, allora farò un video solo. Invece di fare tutti i giorni, di mettere un video, due, tre eruzioni, ne faccio di meno. Che così non voglio che dicono che io tutti i giorni dico la stessa storia, anche se non la vedo una ripetizione, perché a finale, se succede il terremoto 5 volte al giorno in un luogo diverso dall'altro, come fai a dirmi che io sono ripetitivo? Mica dico tutti i giorni il terremoto è venuto a Napoli alle 12.08, cambia la località, cambia il luogo, cambia la magnitudo, cambia il giorno, cambia l'ora. Cioè, sì, lo so, poi devo fare un aggiornamento sui terremoti. Poi ragazzi, scappo che devo andare un attimo a fare un attimo a comprare il pane e ci sentiamo più tardi, faccio un aggiornamento, diciamo, sui terremoti, perché ho visto che ce n'è stato a parte quello del Perù di 8, che l'ho fatto il video, poi dopo devo vedere tutti i terremoti che ci sono stati in Italia e nel mondo e faccio un video solo, capisci? Così cerco di fare uno o due video a settimana che comprendono tutta la settimana, perché questi accusano di informazione, quindi informare le persone e non lo puoi fare, capisci? Cioè, questa è proprio una mancanza di diritto, diciamo, che uno non si può informare. Manco se poi in tv lo dicono. Ciao ragazzi, buona domenica a tutti, ci sentiamo dopo con l'aggiornamento dei terremoti in Italia e nel mondo. Buona domenica ragazzi.